Eder, Mek, Pallister. Molte persone potrebbero invidiare queste situazioni, soprattutto a una certa età. Quante persone possono dire che a 80 anni, a 60 anni si scrivono ancora messaggi di questo tipo? Ok, se puoi fai uno squillo. Non posso uno squillo, oggi solo messaggi. Vorrei essere a pranzo là con te, idem, un bacio. E vuol dire che lui è con qualcuno e lei dice vorrei essere a pranzo lì con te. Certamente sono condizioni intime, parliamoci chiaro. Anch'io buonanotte, bacio bacio. Speriamo che venga presto lunedì, martedì, in astinenza. Però da come capisco io, che anche Claudio ha sempre raccontato, passavano anche giorni, no? Che non si vedevano. Idem, sono momentaneamente sola. Idem, peccato siamo a tavola. Anche tu a casa? Sì, tutto il giorno a pensarti, idem. Ho finito. In vasca c'è posto per 2. A me basta anche mezzo posto. Questa è anche piccantina, direi, no? Questo è un gioco fra innamorati, io lo definisco un gioco, diciamo una complicità che due persone che si conoscono appena non possono averla, e neanche due persone che si conoscono. Anche tu sei sempre con me, amore mio. Ti amo anch'io? Ok, sono tenace, finirà, amore caro. Aspettiamo che qualcuno dica che è un fake. Spero di saperti dire. Ok, sono tenace, finirà, amore caro. Sebastiano, questa sì che è una storia d'amore. Una relazione sentimentale, non una storia d'amore, una relazione sentimentale. Guarda, queste sono teorie, cos'è? Quello che sento, quello che mi hanno detto, quello che mi hanno parlato, devo ringraziare delle persone che mi sono vicine. E specialmente Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei avvocati. Questa storia qua è una storia di amicizia, di una grande amicizia. Non è una storia d'amore e si manca di rispetto a Liliana perché non c'è qua mancanza di rispetto verso Liliana e verso il marito. Quando tu invece parli di Liliana e Claudio, centro di smistamento, lì sì che hai grande rispetto. Ognuno ha le sue teorie, Sì, ma parli quello che come vuole. dici? Si deforma una cosa che in realtà ha un significato diverso. Per carità. Che ne dica Sebastiano, questi messaggi parlano perché le forte, dite voi. cioè, no, lo dico io, lo dice Ma Liliana, dai, questa per è la voce, favore, è la dai, voce dai, di dai. sua moglie. Molta e di Claudio fantascienza Sterpin. ci vuole, molta Questi fantasia. ci dicono che fra i due c'era una relazione che era fatta di tenerezze, che era fatta di premure, e ci dicono poi che sicuramente Liliana non era in una situazione di tormento, cioè non c'era assolutamente, non era stretta tra due fuochi. Ecco. Questi messaggi, innanzitutto, quello che voglio dire è che vanno letti insieme a tutto il resto che le indagini ci hanno restituito. Cioè questi sono 600 messaggi che sono sempre un recupero parziale, voglio sottolinearlo, perché ci sarebbe altro materiale che non è stato ancora recuperato, però potrebbe esserci. Una foto. Ma una foto ascolta, in questi messaggi ci sono anche delle immagini, infatti ci sono dei commenti a delle immagini che però non sono state purtroppo recuperate, però ci sarebbero. Però da queste immagini, da questi messaggi noi recuperiamo anche una data importante, che è quella del 19 dicembre del 1981. Noi dobbiamo, perché non viene mai detto, Liliana non scompare un giorno qualunque, di una settimana qualunque. Liliana scompare quella settimana in cui sarebbero dovuti andare via e quella settimana in cui avrebbero dovuto festeggiare i 40 anni da quando si erano conosciuti e da quando Gabriella, erano stati perdonami, insieme posso? per la prima volta. E questa in un'indagine indiziaria ha un peso enorme. Mi sembra vergognoso questo, no? Ricordando 40 anni fa quando l'abbiamo fatto la prima volta, ma dai, dove lui si definisce un farfallone, che una delle tante era Liliana. Cioè, E che questo dà uomo è? credibilità Un uomo ancora che una non sa volta, cosa Claudio vuol dire, Sterpin. un uomo che non sa cosa vuol dire amore, tenerezza, rispetto. Questa è la realtà. Non c'è Cerchiamo di una capire foto. se Prima dicevi non c'era un messaggio, ora che hai trovato i messaggi dici che non c'è la foto. Io ne ho 50.000 di foto di Liliana. Lui non ne ha neanche una. L'unica che Però, c'è insomma, è quella che ho fatto Perdona, io. posso... Forse aveva paura di te. Dai, non Manderei dei stiamo a messaggi in esagerare codice questo, dai. se non ha paura di essere... Dai, Che motivo dai, aveva? paura. Scusa, Aveva che paura motivo di me. aveva Ma di oltre dai. 60? Probabilmente una volta che è caduta a terra, perché secondo me è stata picchiata in faccia,
poi avrà sbattuto contro qualche cosa, ha l'ematoma sulla tempia abbastanza vistoso e una volta per terra può anche essere che qualcuno gli abbia dato un calcio. Liliana sarebbe stata poi portata nel boschetto in un secondo momento. Noi l'abbiamo detto dal primo giorno che per noi è stata picchiata ed è stata portata lì ed è stata confezionata. Io non voglio essere quella che punta il dito contro Sebastiano, però tutte queste incongruenze, tutte queste contraddizioni, queste frasi dette e non dette, perché se esaminiamo tutte le interviste di Sebastiano ci sono tante piccole verità di quello che è successo, perché lui le dice, solo nessuno ci fa attenzione. Lui sa cosa è successo, perché lui quando dice è tutto nei cellulari di Liliana non può dire che lui non li ha maneggiati, se lo dice a me 2 giorni dopo. Loro si sono fidati dei video GoPro che lui ha messo sul suo cellulare, che poi non è neanche, per esempio quello di Grado, non è l'originale perché ci manca un pezzo. In poche parole Sebastiano ha manipolato tutte le prove. Ma certo, perché lui lo sa fare. Lui ha detto che quando faceva il fotoreporter aveva non so come si chiama, la ricce trasmittente mi pare, che ascoltava le chiamate della polizia per essere il primo sul posto di un fatto, di un incidente o qualcos'altro. Quindi lui sa maneggiare tutto. Lui mi disse che hanno fatto colazione insieme, ma se hai fatto colazione insieme a Liliana, come fai a non sapere com'era vestita? Ah, non lo so, non mi ricordo. E poi gli faccio, ma come con tutte le foto che hai, non sai neanche con che giubbotto che è uscita. Prendi le foto e fai un confronto con i giubbotti che stanno in armadio e vai per esclusione. E lui no, faranno gli inquirenti. Sempre lo stesso giorno mi dice, parlando del 14, che è ritornato a casa alle 10, 10:30, che ha preso la bici e che è andato a farsi un giro. Poi è rientrato all'1, all'1:30 per pranzo. E noi tutti ci ricordiamo male, ma chissà perché, noi siamo 3 anni che diciamo sempre le stesse cose. Io l'orario delle 10:30 sta scritto in questura quando io sono andata a fare la mia dichiarazione spontanea. Il cordino è stato fatto, a parte non lasso, quindi lei non si è soffocata col cordino, non si è soffocata coi sacchetti, perché l'istinto di sopravvivenza gli avrebbe strappati. Il cordino è allentato e il nodo fatto alla rovescia. E poi mi chiedo perché 2 sacchetti della spesa in testa, non bastava uno se uno voleva suicidarsi? E poi un'altra cosa mi chiedo, quel cordino è grande così, lei che ha fatto? Ha preso le forbici a casa, si è tagliato la misura e è andato a suicidarsi nel boschetto. Non era più semplice prendersi tutta la matassa e girare intorno al collo finché morivi? Io spero, come ha detto la dottoressa Cattaneo, se anche c'è un solo ossicino io troverò la verità. E io personalmente ho sempre sperato in questo. Quindi Sebastiano quella mattina alle 10:30 saresti tornato a casa. Guarda, questo lasciamolo agli inquirenti, io ti dico quello che ho depositato, quello che ho parlato con loro. Io non posso ricordarmi dopo 3 anni a che ora sono venuto a casa. Abbi pazienza. Scusa, Ma il senza? io il giorno in cui è sparita tua moglie tu non ti io ho ricordi fatto a i che ora miei sei tornata a giri, casa? è stato tutto analizzato. Io posso dimostrare tutto, i miei giri che ho fatto dei coltelli, che sono andato in studio, ho fatto i coltelli. Mac Pallister. Non stia a fare così con la testa. Io posso dimostrare tutto. Scusami, non è che non mi ricordo. Sebastiano, se io mi metto a processare giri, qualcuno, sono andato in una studio, persona che è parte lesa, ho fatto i coltelli, e sei li ho tornato sistemati, ho fatto il mio giro con la GoPro, sono andato a casa a pranzo e sono tornato in studio a portare la bicicletta e a tornare a casa. Lì non è venuta qua a suicidarsi, ma è stata portata quasi sicuramente morta. Detto fra noi, anche se da poco, forse. In un posto sicuramente che era un po' freddo o che appunto potesse permettere la conservazione del corpo senza che sopravvenga la generazione col tempo di tessuti, di tutto. Se lei fosse stata qua tanto tempo come viene supposto, tra la pioggia, gli animali e il vento, qualcosa, si sporcava un po'. Quindi Sebastiano il corpo rimane lì tutti questi giorni e nessuno si accorge. Questo è un grande mistero. Bisognerebbe chiedere a Claudio, perché lui
da quello che mi hanno detto, adesso non so se è vero o no, lui ha scritto un libro sulle caverne, sulle foibe del Carso, cioè lui sa dove sono queste caverne, queste cose qua. Questo mi hanno detto. Lui probabilmente saprà dove magari si potrebbe mettere un corpo o un qualcosa. Secondo me, cioè lui so che è un esperto di caverne. Lui dice questo, lui dice evidentemente, lui cosa ha detto prima? Lui ha detto che probabilmente è stato messo in una caverna un qualcosa di freddo. Lui è un esperto di caverne. Se è stato Sebastiano, ha agito da solo? Non sarebbe né il primo né l'ultimo caso che insomma si partecipa in diverse persone a un'attività. Non sempre è una sola persona a poter fare determinate attività. Potrebbe essere stato aiutato, se fosse Sebastiano, anche aiutato da qualcuno, perché no? Ci potrebbe essere anche come ipotesi. Sempre io. No, è un'ipotesi, anche perché anche in questo non si è indagato. Noi avevamo chiesto di sentire altre persone che non sono poi mai state sentite, anche intorno alla sfera di Sebastiano, per cui purtroppo l'indagine si è fermata lì. Speriamo che in questa seconda attività qualcosa di più è stato fatto. Il corpo rimane lì tutti questi giorni e nessuno si accorge. Secondo il nostro consulente no, non è un consulente comunque, cioè conosce bene i luoghi. È di Trieste, ha vissuto lì per 30 anni, quindi conosce bene quel bosco. Ci dice che, lo dice anche con certezza, assolutamente quel corpo è stato lì per il massimo 48 ore, sia per quel che riguarda la temperatura, sia per quel che riguarda il periodo, quel luogo non era stato frequentato, quindi diciamo che gli animali in quel periodo escono per cercare di nutrirsi, quindi sicuramente Lilli non è rimasta lì per 21 giorni. Noi deduciamo, ma lo stiamo dicendo sin dall'inizio, Lilli non è morta lì, non si è suicidata lì, quindi qualcuno l'ha portata successivamente dopo averla uccisa, dopo averne causato la morte, l'ha portata in quel posto, in quel bosco. È morta nell'immediatezza, il 14, è morta il 14, ce lo dice insomma le risultanze, perlomeno quello che è difficile stabilirlo, sinceramente è difficile stabilirlo, però stiamo lavorando anche in questo senso. E la procura dice non ci interessa quello che ha fatto Lilli in queste 3 settimane, mentre invece per noi è fondamentale, perché dobbiamo cercare di far emergere la verità. Cioè, non è una bella cosa, è bello sentire qualcuno che parla bene di te. Quello che noi sosteniamo da tempo è che non è stata un'indagine completa. La procura ci dice che ha sentito tutti gli amici, tutti i conoscenti intorno alla coppia, questo in realtà non è stato fatto. Noi avevamo segnalato delle persone che dovevano essere sentite, mancano delle persone, non sono importanti perché ruotano intorno anche alla vita di Sebastiano, insomma, comunque alla vita della coppia, quindi era importante sentirle. Ogni riferimento a Pier Giorgio non è puramente casuale. Probabilmente anche il figlio andava sicuramente sentito, anche perché subito dopo la scomparsa di Liliana a noi risulta che i rapporti tra i due si intensificano, cosa che precedentemente non era mai avvenuto e che poi anche successivamente poi non accade più. Per esempio, no? È una delle persone che andava a nostro avviso sicuramente ascoltata. Io penso che mio figlio sia stato sentito, assolutamente, perché quando io sono andato a recuperarlo sul vallone che aveva avuto una specie di incidente, io penso che gli inquirenti... Ma non stia a fare questa faccia così. Cioè, io sono qua, lei non sa se... Io penso di sì, non lo so. Incredibile il fatto che non sai nemmeno se è stato sentito Pier Giorgio, comunque te lo posso dire io, non è stato sentito. È incredibile cosa. Io ho aiutato mio figlio, basta. Dopo tutto quello che è successo dopo, non lo so. È successo il 30 di dicembre. No, mi sembra evidente che sia stato sentito. Dai Sebastiano, sei un bricconcello. Vengo trattato così, che non ero il marito, ma io sono 3 anni che sto aspettando di avere delle risposte. Mio figlio mi ha detto: papà, non chiamarmi più, fammi un favore, non chiamarmi più. Perché? Perché è stato massacrato. Perché il corpo è stato messo lì? Doveva essere ritrovato e questo secondo me ha proprio una spiegazione. È prettamente economica, perché se il mio, ormai dico ex cognato, non trovavano il corpo, lui non poteva percepire la pensione di irreversibilità. Io penso che lui sappia parecchie cose e non ha fatto altro che dire bugie tutto il tempo. Lui ha sempre detto bugie, non sapeva niente, che lui
e andava d'accordissimo con mia sorella, che erano tanti anni assieme, che non hanno mai litigato, e invece non è così. Dopo mi ha detto, tempo dopo, non a me direttamente, ma in televisione, che la sera prima lei piangeva, tremava, era impaurita e lui non ha fatto niente. A me questo non l'ha detto. Valutando tutto quello che è successo, i vari episodi che purtroppo in questi anni ho sondato, sto ancora valutando, che lui ultimamente la controllasse e avesse avuto modo di sentore proprio e anche certezza che lei frequentava un'altra persona, un altro uomo, che era lo Starpin. È stato rinvenuta a casa sua una scatola con tutti i ricordi di Starpin, ma cose recenti anche. Sebastiano sapeva di Claudio? Secondo me sì. Quando mi trovavo con mia sorella, di colpo lei riceve una telefonata: dove sei? Sono qua. E lui arrivava con la bicicletta. Ipotesi, eravamo in un supermercato a fare la spesa, oppure eravamo in un bar a bere qualcosa e lui era là. E stessa roba capitava anche a mia moglie. Quindi il telefono di Liliana era sotto controllo? Penso di sì. La mattina del 14 qualcuno cancella messaggi e telefonate dal telefono di Liliana. Chi può averle cancellata? Secondo me mia sorella non crede, forse una telefonata, ma dubito, perché altrimenti cancellava anche le altre. E invece è stato cancellato tutto proprio in un momento. C'è un buco proprio dalle 11, diciamo, alle 13. Telefonare a casa. Chi poteva fare? Qualcuno che è andato a casa. Io reputo che potesse essere il marito. Io voglio la verità assolutamente. Assolutamente voglio la verità. Sono cose che dice lui, per carità, io non voglio assolutamente dire qualcosa al fratello. Sono loro idee, i loro pensieri, le loro cose, tutte queste cose qua. Loro le hanno depositate in procura. Io a chi devo rispondere? A lui o alla procura? Questo è. Ad oggi Sebastiano è persona offesa. Noi stiamo lottando per superare il primo... Non ho capito. Persona offesa, sei una persona offesa dopo. Certo. Abbiamo un primo step che è importantissimo, che è quello di far sì che accertare certo. che Liliana sia stata vittima di un'aggressione e poi dopo, insomma, di un omicidio. È la prima fase. Poi su chi è stato e su chi non è stato non dobbiamo essere noi i difensori a stabilirlo, lo farà la procura, perché certo. Comunque noi stiamo dando un indirizzo, non abbiamo mai accusato nessuno, noi stiamo cercando, perché si è parlato sempre di suicidio, adesso si comincia a far emergere. Ancora le indagini non sono state chiuse, non è stato e quindi... Con la tua sola pensione come potevi fare a sopravvivere? Indubbiamente avrei dovuto rivoluzionare un po' tutto quello che era la mia vita, certamente non avrei potuto rimanere lì, avrei dovuto trovarmi un altro alloggio. Io comunque non ho mai avuto paura della vita, tuttora sono attivo, faccio le mie cose. Firmiamo la petizione per cercare giustizia per Liliana Resinovic, però questa petizione dice che youtuber TV non hanno cavato il ragno dal buco. Questo è assolutamente falso, perché senza il nostro lavoro il caso sarebbe stato archiviato. E ricordo anche che quando ho iniziato a seguire il caso, prima di tutti gli altri, Sebastiano era considerato una persona sincera e trasparente, la banda degli onesti un gruppo di opportunisti. Se le cose sono cambiate, qualche merito ci sarà. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.